presentato un bando di accompagnamento gratuito ad una trasformazione digitale sostenibile per 200 piccole e medie imprese venete. Un'iniziativa che vede insieme Unioncamere del Veneto, le 5 camere di commercio regionali, in collaborazione con le università del Veneto e la Regione. È interessante perché noi in questo caso utilizziamo l'università per mappare le capacità di imprese di diventare digitali e anche di diventare sostenibili, e sulla base di questo fare una sorta di campionatura che poi consentirà un domani che l'esperienza sarà completata. Una volta che avremo fatto i 2 bandi, il prossimo sarà nella primavera del 2025 e avremo formato 200 aziende, all'interno di queste ci sia una casistica tale che possa essere riversata nella regolarità del rapporto fra il mondo delle imprese, il sistema camerale e la regione. Un impegno che vede insieme tutto il mondo accademico regionale, diviso per competenze per aiutare le PMI ad innovarsi. Sì, questo bando, questo progetto è particolarmente importante perché aiuta il sistema delle piccole e medie imprese ad avvicinarsi con delle risorse concrete al processo di trasformazione digitale legato alla sostenibilità. Oggi le imprese stanno in qualche modo cercando di capire come utilizzare un vasto set di tecnologie, soprattutto con l'obiettivo di affrontare il tema dell'energia, come riuscire a risparmiare meno, come riuscire a innovare da un punto di vista dei prodotti. Ecco, questo bando consente di aiutare le imprese ad essere più consapevoli, ad utilizzare una serie di strumenti, ad essere accompagnate da un punto di vista sia della strategia ma anche con delle tecnologie, con lo scopo di riuscire a rafforzare quelle che sono le competenze su più ambiti e in più processi aziendali.